Buongiorno cari visitatori, noi siamo studenti di Ginnasio Sinice dove studiamo italiano. E perché? Io studio l'italiano perché mi piace ascoltare la musica. Io studio italiano per poter conoscere le ragazze italiane. Io studio l'italiano perché mi piace la lingua. Io studio italiano per trovare il lavoro in Italia. Ora vi presentiamo una baruffa in famiglia su dove si va in vacanza quest'anno. Mare o montagna? Sentite, ma dove andiamo quest'anno in vacanza? Che domanda! Al mare dove siamo sempre andati. Ma dai, basta mare, c'è troppa gente, troppa confusione. Ma se proprio questo è il bello, anche tutti i miei amici vanno al mare. Ma io quest'anno vorrei finalmente andare in montagna. Voi andate pure, io non vengo. E no? E cosa fai? Resti a casa? No, vado con i baldini a Palinuro. La mamma di Giorgia mi ha già invitato. E di passare le vacanze con noi non ti importa, eh? Voi figli siete proprio del grandi egoisti. A 16 anni io vuole andare in vacanza con Giorgia. Roba da matti. Ma su, Piero, non ha mica detto che vada sola con Giorgio. Ci sono anche i suoi genitori, li conosci anche tu. E poi, Giorgio è un bravo ragazzo. Cosa c'entra questo? Non mi dire che anche tu sei d'accordo. Tu mia cara in vacanza vieni con noi, senza tante storie. Ecco come sei tu. Quando non sai più cosa dire fa l'autoritario. Non andare lì, non andare là. Ma papà, non capisci che i tempi sono cambiati? Sì, in peggio però. Senti, Piero, perché non andiamo anche noi a Palinuro? Così i ragazzi stanno insieme e sono contenti. E noi anche. Ma lo sai che il mare non mi è mai piaciuto. Io lavoro tutto l'anno e quando sono in vacanza vorrei stare tranquillo, rilassarmi, fare delle passeggiate e mangiare bene. Ma guarda che vicino a Palinuro ci sono delle colline molto belle e tanti boschi, tanto verde. Tu fai le tue passeggiate e noi andiamo in spiaggia. Ma vediamo. Ho già capito che alla fine faccio sempre quello che volete voi. Speriamo che nelle vostre famiglie baruffe di questo tipo non succedano e che voi siate sempre d'accordo. Grazie dell'attenzione, ci vediamo in autunno.